Buonasera. Da 3 anni Vicino Lontano, insieme alle Librerie in Comune della città di Udine, Associazione delle Librerie in Comune, partecipa e contribuisce al progetto Udine per Nudem. Nudem è una cantante curda, turca, che è in carcere per aver cantato nella sua lingua. Vogliamo accendere una luce sui curdi, sulla condizione dei curdi in Turchia. Lo abbiamo fatto in svariate occasioni insieme a Federico Venturini, lo abbiamo fatto con degli eventi online, adesso cerchiamo per quanto si può, per quanto la pandemia ce lo conceda, vogliamo farlo almeno in parte in presenza. Quindi Federico Venturini ha organizzato questo panel, è un ricercatore dell'Università di Udine, esperto in ecologia sociale e processi partecipativi, ha fatto parte di delegazioni internazionali di pace e ha curato un volume che veramente vi consiglio, intitolato La vostra libertà e la mia, Abdullah Öcalan e la questione curda nella Turchia di Erdogan, con la copertina, è riconoscibile perché la copertina è di Zero Calcare. Ha convocato qui per parlare ancora una volta della questione curda Sara Montinaro, in presenza, specializzata in diritto internazionale umanitario, ha partecipato a svariate missioni umanitarie nei Balcani, in Grecia, in Tunisia, in Cisgiordania, Palestina, in Turchia, nel Kurdistan iracheno e in Rojava. Ha pubblicato Daesh, Viaggio nella banalità del male, nel 2020 per Meltemi. In collegamento abbiamo Asal, è già presente? Sì. Eccola qui. Asal Koyunuku, spero di averla pronunciata bene. È un'avvocata specializzata in violazione dei diritti umani, immigrazione e diritto internazionale umanitario. Aspettiamo che riesca a collegarsi anche Dirayet Dilan Tajdemir, che è un'attivista politica del Partito Democratico dei Popoli, che in Turchia unisce forze filocurde e forze di sinistra. Speriamo che riesca a collegarsi perché ha avuto alcune difficoltà. Io cedo la parola a Federico Venturini e sono sicura che sarà interessantissimo. Questo discorso continua il discorso che abbiamo appena fatto sugli uiguri e questo evento in qualche modo sintetizza alcuni dei filoni delle sfide che abbiamo cercato di affrontare quest'anno a Vicino Lontano, quella dei diritti, per esempio, anche quella delle donne in questo caso. Grazie Federico, a te la parola. Allora, buonasera a tutti e tutte. Ringrazio Paola, Bruna, tutto lo staff di Vicino Lontano. Ringrazio anche l'appoggio delle Librerie in Comune e volevo giusto rubare un paio di secondi parlandovi della campagna Free Nudem Durak. Dovrebbe esservi dato un piccolo volantino. Questa è una testimonianza che abbiamo voluto lasciare un po' a chi partecipa stasera. Come già accennato, Nudem è una cantante curda nata in Turchia che è attualmente in carcere ed è stata condannata a 19 anni di carcere con l'accusa veramente incredibile di far parte di un'organizzazione terroristica. In realtà la sua unica colpa è quella di cantare in curdo e di insegnare canzoni kurde ai bambini. Quindi noi con questo piccolo gruppo Udine per Nudem abbiamo organizzato varie iniziative ed eventi proprio per cercare di aprire un po', dare un po' di luce a questa situazione veramente incredibile di questa cantante in carcere e che purtroppo è uno dei tanti esempi di persone normali o attivisti o politici che in Turchia devono scontare pene veramente molto pesanti con accuse veramente sproporzionate.
E quindi nel volantino che vi abbiamo consegnato c'è, al di là di una piccola descrizione della situazione, anche un contatto di Nudem. Se volete scriverle in carcere, lei sarebbe ben felice di ricevere qualsiasi tipo di comunicazione, da un'immagine o a un messaggio. E quindi se potete, insomma, fate sentire che non è da sola, non è lasciata da sola e non l'abbiamo dimenticata. Ecco, diciamo che un po' per introdurre la chiacchierata che ci faremo stasera, vi parleremo della questione curda. La questione curda è un problema che arriva da molto lontano, sicuramente dalla fine dell'impero ottomano. La minoranza curda è stata divisa tra 4 nazioni: Iraq, Siria, Turchia ed Iran. Non hanno una rappresentazione statale, quindi si parla di una popolazione addirittura anche di 50 milioni, quindi la più grande minoranza senza rappresentazione statale, e contemporaneamente stanno proponendo un progetto alternativo che non chiede più una indipendenza, ma che chiede un'autonomia all'interno dei confini esistenti, e soprattutto la donna ha un ruolo predominante all'interno di questa progettualità. Ecco, e quindi parleremo oggi con Sara, con Azal e possibilmente anche con Tashdemir, una parlamentare curda in Turchia, di questa progettualità e della situazione anche, che assolutamente non è delle migliori. Allora, magari inizio da Sara. So che hai partecipato al Tribunale Permanente dei Popoli con una sessione dedicata alla Turchia e al popolo curdo. Potresti parlarci un po' di quello che questo tribunale, queste indagini che sono state portate avanti, cosa si è scoperto di quello che si è successo in Turchia con la minoranza curda? Buonasera a tutte e a tutti, grazie Federico per l'invito, grazie a chi ha organizzato questo meraviglioso festival. Avere la possibilità di potersi confrontare su queste tematiche è un elemento che non è per nulla scontato, direi. Forse qui in Italia riusciamo a farlo, in altre parti, come ad esempio in Turchia, non è assolutamente possibile. Venendo al merito della domanda che mi ponevi, il Tribunale Permanente dei Popoli innanzitutto è una istituzione, una fondazione alla quale ci si rivolge nel momento in cui c'è un problema di giustizia sociale reale. E mi ricollego un po' anche al panel precedente, quindi a tutto quello che è il discorso relativo ai diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a chiunque. Ecco, si è deciso di organizzare una sessione specifica sulla Turchia e il popolo curdo proprio per dar luce a quello che accade attualmente, ancora oggi, all'interno dello Stato turco. Come hai precedentemente detto, i curdi sono una minoranza all'interno della Turchia e quindi in questo momento mi rivolgo l'attenzione esclusivamente a questo confine geografico, in modo da capirci anche di che cosa stiamo parlando. Ecco. E quindi quello che abbiamo scoperto, dando luogo a tutta una serie di indagini, abbiamo rivelato tutta una serie di crimini che sono stati commessi in realtà negli ultimi 50 anni, perché quello che ha fatto la sessione del Tribunale è stata quella di prendere in considerazione tutta una serie di legislazioni che sono state implementate, introdotte all'interno dello Stato di Turchia dagli inizi della nascita dello Stato della Turchia. E si è visto come ad esempio alcune leggi relative al divieto di utilizzare la lingua curda, il divieto di cantare in curdo e quindi anche il divieto di festeggiare determinate celebrità, diciamo, che fanno parte di quel territorio e di quella cultura. È uno degli elementi che sicuramente ha caratterizzato anche quello che è stato il nostro percorso. Faccio un esempio molto banale, perché a volte...
E... Vabbè, cercherò di avvicinare il microfono, così va meglio, si figuri. Dicevo, uno degli esempi, perché a volte gli esempi ci aiutano anche a capire meglio di che cosa stiamo parlando. Taxi, i classici taxi che ci sono nel nostro territorio. Ecco, in tutto il mondo sono scritti con la X, all'interno della Turchia per scrivere taxi si utilizza KSI, no? Taxi. Questo perché la X è una lettera che fa parte del vocabolario dell'alfabeto curdo e che è stata vietata. Quindi questo è il livello del discorso di cui stiamo parlando. E durante il tribunale, tra l'altro, anche qui apro una piccola parentesi che forse ci aiuta ad unire alcuni puntini. L'idea di utilizzare il tribunale ci è venuta tramite alcune discussioni che sono state fatte con il giudice Samosa, giudice che so che tu conosci molto bene. E quindi è un percorso che è nato precedentemente e che è in relazione con quello che è stato il movimento per la pace in Sudafrica, che in qualche modo continua ancora ad oggi a lottare anche per la liberazione di Öcalan, ha voluto determinare un percorso relativo appunto alla richiesta di una giustizia sociale da un lato, di una ricerca e di una pacificazione tra i popoli dall'altro, e il tutto però basandosi anche sulla ricerca della verità, dei fatti, di quello che è accaduto. E qui entro nel merito poi di quella che è stata la parte di cui io mi sono occupata nello specifico, ovvero i crimini che sono stati commessi tra il 2015 e il 2017, quindi parliamo di pochissimi anni fa, nel sud-est della Turchia. Io in particolar modo mi concentrai su quello che accadde a Cizre, che è questa città appunto nel sud-est vicino al confine con la Siria, che assieme ad altri comuni quali Diyarbakir, nel quartiere di Sur, Nusaybin, Şırnak, insomma ci sono state tutta una serie di municipalità all'interno delle quali vi è stata una vera e propria guerra civile. Ecco, di questo se ne parla molto poco e noi siamo riusciti non solo a reperire materiale fotografico, a reperire dei video, abbiamo raccolto tutta una serie di testimonianze al punto tale che siamo riusciti a ricostruire giorno per giorno tutto quello che era accaduto. Le scoperte sono state davvero di una violenza atroce. Ora cito alcuni elementi in modo molto veloce. Ad esempio, uno degli elementi più brutali fu quello che accadde negli scantinati del terrore, così definiti, all'interno del quale vi si erano rifugiati tutta una serie di uomini, donne, ragazzi, bambini che cercavano di ripararsi da quello appunto che era stata l'invasione iniziata dall'esercito turco all'interno di quei territori. In particolar modo la città di Cizre è stata una città la quale ha subito una ingerenza particolare. È stata tolta l'elettricità, non c'era più la possibilità di avere acqua, non potevano arrivare medicinali e questo per un tempo prolungato oltre i 70 giorni. All'interno di questo contesto praticamente la città, che è all'interno di una valle, è stata letteralmente coperta da tutta una serie di carri armati che piano piano scendevano all'interno della città bombardando. E abbiamo potuto appurare che la maggior parte dei bombardamenti arrivavano e venivano fatti anche nei confronti dei civili. Quindi da qui tutta una serie di crimini che sono stati commessi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra all'interno di quel territorio. Per cui quello che ha tentato di fare il Tribunale Permanente dei Popoli è stato quello di accendere un riflettore per raccontare e descrivere quello che accade e che continua ad accadere ancora oggi. Badate bene, ora negli interventi successivi lo vedremo, ce lo racconteranno meglio le nostre ospiti, però chi fa parte del dissenso politico all'interno della Turchia, in questo momento è sottoposto a tutta una serie di vessazioni, criminalizzazioni, marginalizzazione. Parliamo di oltre 100.000 persone che sono state arrestate. Ecco, quindi il nostro intento era quello di dar voce a chi continua a vivere queste ingiustizie
Il nostro intento era appunto quello di parlare di uno Stato molto vicino a noi, col quale spesso ci si colloquia per altri elementi, e che invece all'interno del proprio territorio continua imperterrito in modo, diciamo, senza che nessuna delle organizzazioni internazionali dica alcunché nei confronti dei crimini che vengono commessi. Quindi ecco, il nostro intento era quello di dar luce a quello che è accaduto. Ecco, proprio su questo punto la testimonianza di Rayet Dilan Tashdemir sarebbe stata molto puntuale. Lei è una parlamentare curda già al terzo mandato e quindi fa parte del Parlamento turco ad Ankara e fa parte del partito dell'HDP, come ha detto nell'introduzione. Avremmo voluto averla qua tra di noi stasera in presenza. Purtroppo questo non è possibile perché l'intero partito è stato criminalizzato e vogliono chiuderlo. C'è un procedimento iniziato già da diversi mesi, ancora pendente, che vogliono chiudere questo partito, che non è composto soltanto da curdi, con l'accusa di essere un'organizzazione terroristica. Piccola parentesi, non stiamo parlando di un partito che ha più del 10% dei voti in Turchia, più di 6 milioni di voti. E quindi la parlamentare non può lasciare il paese in quanto accusata di far parte di un'organizzazione terroristica. Avrei voluto chiederle qual è la situazione attuale, ma in Turchia, soprattutto alla luce della repressione verso i politici o la situazione molto particolare dei comuni che hanno eletto dei sindaci dell'HDP, ma che sono stati in una qualche maniera messi da parte e adesso sono stati commissariati con dei funzionari nominati da Ankara. Però rigiro questa domanda ad Azal, che fa parte della comunità curda emigrata qua in Italia. Purtroppo per questioni mediche non ha avuto la possibilità di viaggiare qua a Udine, però vorrei chiederle qual è la situazione adesso in Turchia per la popolazione curda e se ci puoi dire qualcosa soprattutto in riferimento all'HDP e alle municipalità del sud-est. Grazie. Grazie Federico, ciao a tutte e a tutti. Va un particolare ringraziamento a Federico, ci eravamo visti in un'iniziativa di un po' di anni fa, per cui l'impegno costante, la vicinanza e la solidarietà che Federico offre al popolo curdo, il suo impegno è veramente per noi fondamentale, per cui ti ringrazio di cuore e vado subito alla risposta della domanda. Mi dispiace che non sia collegata la compagna spero che non sia nulla di grave, che sia soltanto insomma, un problema di collegamento, visto i tempi che corrono in Turchia potrebbe essere qualsiasi cosa. L'attuale situazione in Turchia è questa. Le elezioni si prevedono nel 2023, per cui questo è il secondo mandato come presidente della Repubblica Turca di Erdogan, se dovesse vincere, per cui ha ancora la possibilità di poter farsi rieleggere un'altra volta. E di fronte ad un'elezione in cui si è nel pieno crisi economica in Turchia, crisi economica condizionata sia dalla pandemia globale che abbiamo vissuto, sia dalle decisioni che Erdogan ha preso da un punto di vista economico. Tenete conto che la Turchia, non essendo più un paese sicuro, anche gli investimenti della Turchia o gli imprenditori hanno deciso di non investire più in Turchia. Contemporaneamente la svalutazione della moneta turca, per cui siamo in piena crisi economica in Turchia, dove ormai milioni di persone soffrono la fame. Per poter
riuscire a rianimare le anime dei propri cittadini, Erdogan ha deciso di riavviare quel processo di guerra dappertutto, in qualsiasi campo di attacco, per cui sia da un punto di vista politico sul territorio della Turchia, sia da un punto di vista militare all'esterno della Turchia, perché la guerra è sempre una forma di mantenimento del senso del nazionalismo, per cui risvegliare gli animi dei nazionalisti e fare in modo che si possa rieleggere. Questo processo qua ha portato in primis l'attacco verso l'HDP. Tenete conto che l'HDP nel 2015 alle prime elezioni aveva ottenuto il 13%, quasi il 14% dei voti. Questo significa intorno a 80 parlamentari in Turchia. Fino allora non si era mai neanche presentato come partito, avendo la soglia dell'ingresso parlamentare al 10% la Turchia. Per cui l'HDP era un partito pericoloso, e soprattutto i due co-presidenti dell'HDP erano pericolosi, Figen Yüksekdağ e Selahattin Demirtas, perché erano due co-presidenti, uno di etnia kurda, l'altra di etnia turca, per cui rappresentavano un po' le grosse rappresentanze in Turchia. Contemporaneamente dentro l'HDP ci sono diversi parlamentari di diversi gruppi etnici, di diverse credenze, per cui attaccare l'HDP significava rompere quella parte grossa delle votazioni che avrebbero impedito a Erdogan di diventare il presidente della Repubblica Turca. L'attuale situazione è questa: nell'HDP da 80 parlamentari attualmente si trovano circa una trentina di parlamentari. Il partito è stato dichiarato fuori bando, scusatemi, gli è stato aperto un processo per la chiusura. Siamo in attesa di vedere come procederà e quale sarà il momento in cui sarà chiuso, perché sicuramente sarà chiuso, e soprattutto noi curdi siamo abituati a vedere partiti legali parlamentari che vengono chiusi, e sicuramente l'HDP non è il primo. Nella storia sono stati chiusi più di 8-9 partiti, per cui anche noi contemporaneamente ci stiamo preparando ad aprire un nuovo partito. Se ne si chiude uno, se ne si riaprirà un altro con sempre gli stessi parlamentari, però insomma ci stiamo preparando anche noi. Non abbiamo più le municipalità in mano, sono stati completamente commissariati. Noi siamo ben consapevoli che tutte le municipalità commissariate vengono sfruttate, sia le risorse umane che le risorse dei cittadini, per cui al di fuori di poter avere il controllo della municipalità e di inserire quello in cui noi crediamo che sia giusto, per cui parlando di una confederazione democratica, applicandola anche all'interno delle nostre municipalità in Turchia, ci rendiamo conto che però al di fuori del nostro desiderio di cambiare la Turchia e di democratizzare il più possibile la Turchia, attualmente le sofferenze sono molto di più rispetto a quello che noi possiamo visionare. Fuori da questo posso dire che l'HDP, noi abbiamo avuto dei incontri poco tempo fa di ex parlamentari dell'HDP che si ritrovano rifugiati politici in Europa, in Svizzera, in Germania, in Italia, i quali non vedono l'ora di poter tornare in Turchia, perché nessuno vuole rimanere in esilio. L'esilio è una morte sofferente, una morte lenta e sofferente, per cui penso che da un punto di vista positivo siamo tutti carichi di poter ricostruire una Turchia che si sta distruggendo. Sappiamo che come tutti i dittatori che arrivano a fine del loro percorso diventano molto violenti. Sicuramente abbiamo a favore un punto fondamentale, centrale, che è il popolo.
Chi vota per l'HDP lo vota perché crede nello statuto dell'HDP, non lo vota perché è un partito che rappresenta i curdi o i circassi o i turchi, ma perché ha preso in mano lo statuto dell'HDP, che è ben fatto e che si collega poi ai principi della Confederazione Democratica, per cui ci aspettiamo un periodo ancora più duro, con una risposta popolare ancora più forte. Bene, grazie di questa drammatica testimonianza. E prima di tornare a parlare magari di confederalismo democratico con Azzalla, vorrei spostarmi come regione geografica e andrei in Siria. Vorrei parlare dell'esperienza che ha fatto Sara in Rojava, quindi nella parte della Siria con una maggioranza curda, e nel tuo libro parli del ruolo della donna, ma del ruolo della donna all'interno dell'ISIS. Quindi vorrei sapere come, se ci puoi in poche parole parlarci di quello che succede, di come la donna è stata portata, trascinata all'interno del progetto dell'ISIS, e come invece la progettualità curda può dare una risposta a questo terrore, e quello che sei riuscita tu a vedere con i tuoi occhi sul terreno di quello che sta succedendo in Rojava. Allora, provo a rispondere piano piano alle diverse domande che mi hai fatto, che sono comunque tutte molto intense e belle complicate. Parto un po' dalla prima, il ruolo della donna all'interno dell'ISIS. Ecco, quello che ho cercato di fare anche tramite la scrittura di questo libro è stato quello di provare a smontare una narrazione, a mio parere a volte superficiale, che io ho ritrovato soprattutto qui in Occidente. In sostanza quello che mi è capitato è che quando sono andata giù in Siria, ho vissuto appunto per un anno nel nord-est della Siria, in quello che è il territorio curdo, per capirci, e durante questa mia esperienza mi sono resa conto che, facendo delle ricerche, ma facendo anche delle interviste sia ai foreign fighters che alle spose di Daesh, mi sono resa conto che tutta una serie di elementi che io davo per scontati in realtà non lo erano. E quindi spesso nella narrazione dei media occidentali mainstream si diceva che queste donne venivano costrette a partire e ad andare ad arruolarsi con l'ISIS, e quindi parlavano di questi uomini violenti, dei padri di famiglia, di ragazzi, mariti che le costringevano. Quello che io ho scoperto è stato che in alcuni casi è assolutamente vero, ci sono dei casi all'interno dei quali molte delle ragazze sono state tratte in inganno o comunque non sapevano dove sarebbero andate, però ho altresì scoperto che alcune delle ragazze, tante, hanno invece deciso volontariamente di partire verso questi luoghi e di entrare all'interno dell'organizzazione dell'ISIS e dello Stato islamico. E questo è stato il primo elemento che mi ha spiazzato. Dopodiché, approfondendo la tematica, l'ISIS, per quanto mi riguarda, ma ecco, immagino che questo sia un elemento abbastanza conosciuto, implementa un progetto politico all'interno del quale la donna ha un ruolo assolutamente marginale. Cito ad esempio quello che è accaduto alle donne Yazide e alla Fatwa numero 64. E per chi non lo sapesse, la Fatwa è un tipo di legge all'interno della Sharia. Quello che ha fatto l'ISIS è stato creare una legge apposita tramite la quale legittimare la schiavitù sessuale nei confronti delle donne Yazide. Le donne Yazide, gli Yazidi sono una minoranza etnica che vive nel nord-est del Kurdistan iracheno, su Shengal in particolar modo. Quindi è accaduto che nel 2014-2015, quando l'ISIS era nella sua fase di avanzamento e di occupazione di tutti i territori, nel momento in cui ha occupato questo territorio ha
preso uomini e ragazzi e li ha uccisi. Tutte le donne sono state arrestate, bambine, ragazze, quindi parliamo di diverse generazioni, e sono state portate a Raqqa. Raqqa era appunto la capitale del califfato, si trovava nel territorio siriano, e tramite la Fatwa 64 hanno introdotto e aperto un mercato di schiavitù sessuale. Quindi all'interno di un sistema che appunto l'ISIS in qualche modo implementa questa misoginia nei confronti della donna, ho scoperto però che le donne sono riuscite a ritagliarsi anche dei ruoli di potere all'interno dell'organizzazione, e questo per me è stato un elemento che andava raccontato e che doveva essere raccontato. Quindi quello che ho capito è che all'interno dell'interpretazione che l'ISIS fa del Corano, loro, insomma, in base a quello che loro pensano, un uomo non può toccare la donna, e in questo caso mi riferisco, diciamo, all'aspetto di controllo e di violenza nei confronti della donna, se non in caso di adulterio. Quindi l'ISIS, che controlla il suo territorio attraverso una violenza e un modo di terrore, attraverso comunque delle dinamiche di terrore nella popolazione, si era reso conto che non aveva sotto il controllo tutto quello che era la sfera femminile. Di conseguenza, da qui utilizzare la donna come braccio, strumento per poter controllare le donne stesse. E questo ha permesso sì che venissero organizzate al-Hasba, che praticamente era la polizia femminile. Quando ero a Raqqa per motivi di lavoro, parlando ad esempio con alcune colleghe, mi raccontavano che le donne straniere di Al-Kasbah erano le più violente, le più rigorose e quelle da cui tutti cercavano di scappare. Perché a loro volta avevano subito un indottrinamento in base al quale le modalità di vestirsi, non si poteva uscire, una donna non può uscire da sola sotto il califfato, doveva essere assolutamente accompagnata o dal padre o da un uomo della famiglia, quindi fratello, zio. Ecco, erano queste le dinamiche, per cui nel momento in cui c'era una ragazza che anche solo per andare al bazar o al mercato magari non c'era nessun uomo in casa, doveva uscire da sola, nel momento in cui veniva individuata, veniva portata immediatamente all'interno delle prigioni femminili e lì torturata. Quindi ecco, un ruolo della donna, una complessità all'interno di un sistema assolutamente patriarcale. E quello che poi invece io ho vissuto, perché appunto per un anno ho vissuto all'interno del territorio del Rojava, quindi territorio all'interno del quale si applica il confederalismo democratico, è stata un'esperienza completamente diversa. Per cui anche qui il discorso che veniva fatto riferendosi alla Turchia, in qualche modo declinato all'interno dei confini siriani, perché magari molti di noi conoscono le donne delle YPG con il Kalashnikov che hanno combattuto contro l'ISIS. Per un periodo c'è stata anche questa attenzione mediatica nei confronti di queste donne. Beh, questo è assolutamente vero. Io molte di loro le ho conosciute, ci ho potuto parlare e mi ci sono confrontata. E quello che ho scoperto è una umiltà pazzesca, incredibile, e una consapevolezza del senso di autodifesa di queste persone, dove l'autodifesa diventa l'unico strumento per poter difendere la propria vita, ma anche per riaffermare la propria identità di kurde, perché molte di loro appunto erano soggette all'impossibilità di poter parlare in lingua curda. Pensate che all'interno del territorio siriano una parte dei curdi non hanno neanche il documento di identità, cioè vuol dire che non sono minimamente riconosciuti e che quindi non possono andare né a scuola né ai licei né alle università. Cioè, quindi parliamo di un contesto molto particolare. Ecco. Per cui per me è stato, devo dire anche in quanto donna, meraviglioso vedere come la donna sia riuscita a divenire uno strumento di democratizzazione del territorio e quindi ad implementare tutta una serie di politiche sia nella pratica, nelle associazioni, nelle cooperative, ma anche nelle istituzioni, al punto tale che la donna è divenuta in questo momento nel territorio del nord-est della Siria equiparata all'uomo.
E questo lo si può vedere da diversi punti di vista. Sono state introdotte delle leggi, ad esempio, per quanto riguarda il divieto della poligamia, è stata introdotta la copresidenza che si ritrova anche nell'HDP, nel Partito Democratico dei Popoli in Turchia. Banalmente i co-leader della mia organizzazione, io ho lavorato con la Mezzaluna Curda, erano 2 uomini, un uomo ed una donna. E in quanto donne noi ci organizzavamo con le nostre riunioni settimanali per poter organizzare il nostro lavoro. Ecco, quindi ovviamente sono stati vietati i matrimoni forzati, sono state introdotte tutta una legge anche di equiparazione della donna per quanto riguarda il tribunale. Precedentemente 2 testimonianze di una donna, cioè quindi servivano 2 donne per equiparare la testimonianza di un uomo, cioè quindi questo era il livello. Per cui per me è stato, devo dire, anche molto bello finalmente vedere anche in modo assolutamente pratico l'implementazione di un sistema all'interno del quale uomini e donne hanno lo stesso valore. Ecco. Ecco, mi sembra che sia veramente incredibile vedere come nello stesso territorio geografico ci possa essere un progetto di oppressione drammaticamente violento come quello dell'ISIS e contemporaneamente vedere fiorire una progettualità di emancipazione come quello del Rojava, o una progettualità che stanno cercando di implementare anche in Turchia. Sia Sara che Azal hanno citato questa progettualità che si chiama confederalismo democratico, che si basa su 3 concetti fondamentali che sono democrazia, ruolo della donna ed ecologia. E vorrei chiedere proprio ad Azal se ci può dire qualcosa di più. Cosa vuol dire confederalismo democratico, quali sono le grosse differenze rispetto a una progettualità passata e soprattutto il ruolo delle donne in tutto ciò. Okay. Nel 95 all'ultimo congresso del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, scusatemi, dico ultimo congresso perché è l'ultimo congresso in cui Abdullah Öcalan partecipa, perché poi ci sarà il suo viaggio e successivamente il complotto internazionale per arrestarlo. Però nel 95 al quinto congresso del Partito dei Lavoratori del Kurdistan si comincia ad accennare di poter cambiare il pensiero da un concetto di Stato-nazione, perché tenendo conto, l'avete detto insomma precedentemente tutte e 2, i curdi si ritrovano in diversi territori, Turchia, Siria, Iran, Iraq, rompere il meccanismo della nazione, perché già facciamo parte di una nazione, dovevamo trovare qualcosa che non ci separava da quella nazione ma che ci permetteva di poter convivere in maniera democratica con i popoli che vivono in quelle nazioni. Allora, sulla base di questo, Abdullah Öcalan pensa che finora tutti i conflitti sono accaduti in Medio Oriente e tutt'oggi continuano ad accadere in Medio Oriente grazie alle differenze tra i popoli. Noi dovevamo trovare qualcosa che dovesse far diventare i ricchi popoli attraverso le loro differenze. Per cui la nostra differenza ci doveva rafforzare e non separare e non permettere che ci fossero delle guerre tra gruppi etnici, per cui tra le differenze di società che si vivono. Quello che noi siamo riusciti sulla base di questo, e poi con i primi libri di Abdullah Öcalan che sono arrivati dal carcere di Imrali, abbiamo cominciato a mettere le basi della Confederazione Democratica. Confederazione Democratica significa che ci devono essere delle federazioni. Queste federazioni dovrebbero essere suddivise al loro interno e ci dovrebbe essere una democrazia dal basso verso l'alto. Io spesso faccio un esempio molto semplice perché credo che in Italia sia fondamentale. Abbiamo presente i decreti sicurezza 1 e 2. In Italia i 2 decreti vengono votati da 900 parlamentari tra
Camera e Senato, approvato da un governo, e tutto il popolo italiano o tutti i popoli che vivono in Italia ne subiscono, per cui 62 milioni di persone devono per forza accettare una legge, per quanto magari la grossa parte della popolazione non è a favore di questa forma di legge di sicurezza. Questo nella Confederazione Democratica non può accadere, significa che tutte le assemblee popolari di tutte le municipalità, di tutti i quartieri dovrebbero approvare quella legge e poi per ogni grado salire su, per cui dall'assemblea popolare del quartiere alle municipalità, ai cantoni, e poi successivamente ci dovrebbe essere una verifica se quella normativa o quella legge abbia una forma di discriminazione nei confronti dei gruppi etnici che vivono in quel territorio. Questo significa che abbiamo cambiato il concetto di democrazia che attualmente noi viviamo in Occidente, per cui per noi la democrazia è votare e farci rappresentare da qualcuno. In Rojava o all'interno della Confederazione Democratica il concetto di democrazia non è più scegliere qualcuno che ci rappresenta, ma ci autorappresentiamo e siamo noi che decidiamo come sarà il destino del territorio o comunque qual è la forma della democrazia a cui noi ci sentiamo appartenere. L'altro pilastro della Confederazione Democratica è quella dell'ecologia. Tenete conto che noi non parliamo di ecologia ambientalisti, poi lo siamo anche, nel senso la raccolta separata la facciamo anche noi, però parliamo di un concetto di ecologia di cambiamento della società, per cui di una produzione sulle necessità dei propri cittadini, le decisioni popolari a non sfruttare il terreno per poter creare profitto, per cui quando parliamo di ecologia in realtà parliamo anche del sistema capitalistico, in cui la sovrapproduzione o la non necessaria produzione porta alla distruzione del mondo intero e ci porta a differenze di poteri tra cittadini, perché chi è potente è colui o colei che ha più soldi. Bisognerebbe rompere questo meccanismo e creare il modo di poter costruire una società ecologica avendo rispetto totale del nostro territorio. Federico, prima dicevi che cosa strana vedere Raqqa e una città, magari del Rojava, contemporaneamente due ruoli delle donne che sono molto diverse. Io invece faccio l'esempio sull'ecologia. Che cosa strana invece è vedere una Siria sotto guerra, un Rojava sotto guerra che parlano di ecologia, che parlano di salvare il mondo, mentre magari ci sono i bombardamenti o i droni turchi che li stanno attaccando. Perché ci soffermiamo molto sull'ecologia? Perché ci rendiamo conto che se continuiamo a produrre in questa maniera, se continuiamo a sfruttare la terra in questa maniera, se continuiamo a creare differenze economiche tra i popoli in questa maniera, non siamo solo noi che scompariamo. È come se miliardi di persone, 7 miliardi, oggi non so quanti siamo, 7 miliardi e mezzo di persone si stanno suicidando tutti quanti insieme contemporaneamente. Questo per cui noi continuiamo a dire, anche sotto gli attacchi degli stati che vogliono distruggere il pensiero del confederalismo democratico, noi dobbiamo trovare il modo più possibile, nelle possibilità di continuare a pensare ad una società ecologica e ad applicarlo. Il terzo pilastro della Confederazione Democratica è il pilastro delle donne, per cui un femminismo che non è un femminismo separatista, ma che è un femminismo di partecipazione e di ricostruzione della società. Noi per poter parlare di femminismo siamo tornati indietro di migliaia di anni fa, siamo andati fino a 3000 anni fa, quando per la prima volta la società viene cambiata, la società naturale alla società patriarcale, e siamo andati a studiare quali sono state le ragioni per quali la donna è stata rimessa in discussione in quella società naturale e perché è partito il patriarcato, perché siamo consapevoli del fatto che se non avessimo fatto questo studio e non avessimo trovato la modalità con il quale distruggere il patriarcato, anche
quella forma di democrazia a cui noi puntiamo sarebbe stata una dittatura, perché sarebbe stata un'impostazione. Dovevamo fare in modo che quella forma della società naturale con il quale oggi noi non abbiamo nulla più a che fare, dovevamo riraccoglierlo, ridisegnarlo e fare in modo che la donna dovesse diventare parte partecipante della società e parte costruente della società. Una delle forme è stata quella di impostare, perché comunque parliamo di una società, quella del Rojava o quella della Turchia o del Bakur, della regione della Turchia, o del Bashur o del Rojvelat, sono società in cui il patriarcato è molto forte. Per quanto noi continuiamo a cercare di costruire, a seguire le accademie, comunque viviamo in una società dove il patriarcato è forte. Dovevamo rieducare all'inizio le donne, per cui una ricostruzione dell'identità della donna, e quando siamo riusciti a ricostruire l'identità della donna, per cui noi stesse donne avevamo le nostre unità di difesa separati dai uomini o avevamo i momenti di studio separati dagli uomini, ci siamo ricostruite e successivamente abbiamo chiesto, siccome noi siamo quelle che poi costruiscono la società, che fosse l'uomo a ricostruire la propria identità e il proprio ruolo all'interno della società. Per cui noi siamo arrivati a un punto in cui tutto quello che viene visto come quota o impostazione o presenza femminile viene cancellato, ma c'è una partecipazione diretta della donna all'interno della società senza nessun tipo di forma di separazione o differenza all'uomo. Bene, grazie. Su questo ruolo della donna vorrei aprire una piccola parentesi. Ne ha parlato anche Sara prima, della presenza ovviamente di una democrazia che parla dal basso, ma poi anche di strutture, di assemblee che sono soltanto di donne, nel momento in cui per tutte quelle decisioni che hanno un impatto sulle donne. Ecco, a me il pensiero va immediatamente a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, sulla discussione sull'aborto. E vedendo alla luce della progettualità curda, mi viene immediatamente da pensare che, in quanto una decisione che impatta direttamente il ruolo e il corpo della donna, dovrebbero essere le donne a decidere, a prendere una decisione sull'aborto. Mentre invece sappiamo che nelle nostre società o negli Stati Uniti questo dibattito non è assolutamente costruito all'interno di questo schema. Ecco, vorrei chiedere a Sara, so anche che sei molto attiva nel sociale, e vorrei sapere in quale maniera le esperienze col movimento curdo, con la popolazione curda, ti hanno ispirato nelle tue pratiche qua in Italia, oppure come questa progettualità potrebbe influenzare un fare in Italia, qua oggi nel 2022. Ok. Allora, permettimi di fare due tipi di riflessioni, perché poi chiacchierando ovviamente la discussione è abbastanza stimolante. Quindi prima provo a rispondere alla tua domanda. Allora, sicuramente per come la penso io non esiste il copia e incolla dei progetti politici. Il confederalismo democratico è un'esperienza molto interessante, non a caso è nata all'interno di quel contesto storico, politico e culturale della Mesopotamia. Ho trovato però molto interessante vedere come anche la stessa popolazione curda sia stata in grado di declinarlo in modo diverso, perché ho vissuto in Turchia per un periodo, quindi appunto come ci veniva raccontato precedentemente con l'implementazione del partito, dell'HDP, ho vissuto anche in Siria e in Siria ad esempio ho visto che adesso la carta del contratto sociale, che è stata scritta per la prima volta nel 2012, quindi subito poco dopo l'inizio della primavera araba,
e che inizialmente prevedeva solo 3 province, adesso siamo arrivati alla terza edizione della Carta del contratto sociale del nord-est della Siria e che include anche alcune province arabe, come sono ad esempio Manbij, Raqqa e Deir ez-Zor. Quindi ecco, anche in questo work in progress si vede la differenza della costruzione di questo elemento che è assolutamente in divenire, un progetto assolutamente in divenire. E quello che questa esperienza mi ha dato obiettivamente tantissimo dal punto di vista personale e che cerco di condividere tramite questi incontri anche nella praticità poi di quello che vuol dire magari vivere qui in Italia. Io penso che ci siano diversi elementi che si potrebbero implementare all'interno della nostra quotidianità. La copresidenza, ad esempio, è un elemento che sottolineo perché credo che anche i nostri partiti possano fruire in termini positivi di queste innovazioni. La copresidenza però parte da... bisogna anche fare attenzione a non ridurle in quelle che sono le classiche quote rosa, ma è un percorso molto diverso e che parte da quelli che sono i bisogni e le necessità della popolazione, quindi dovrebbe partire da noi. E poi, se ho pochi minuti a disposizione, volevo in realtà fare un'altra riflessione, perché sentendo prima parlare di tutti quelli che sono i problemi all'interno del governo turco, ma pensando alla criminalizzazione del PKK in quanto organizzazione terroristica e a tutti i parlamentari, adesso te citavi anche l'America. Ecco, prima si parlava di diritti, adesso qui davanti c'è la sagoma di Patrick Zaki, no? E quindi a come anche all'interno del territorio egiziano sia stato strumentalizzata la legge e il diritto per poter criminalizzare le sue idee. Ecco, volevo semplicemente fare una riflessione perché credo che sia anche importante soffermarsi su quelle che a volte sono le strumentalizzazioni che vengono fatte dai poteri forti per quanto riguarda il diritto. Che il diritto a volte, noi parliamo tanto di diritti umani e dei diritti fondamentali. A volte tramite il diritto però veniamo anche incarcerati. Penso appunto ai parlamentari dell'HDP che in questo momento sono in carcere, a Zehra Dogan che veniva prima nominata in quanto fumettista e artista. Ecco, e quindi volevo semplicemente condividere una riflessione che mi stava venendo in mente grazie a queste iniziative. Ossia il fatto che dobbiamo essere sempre molto vigili e critici anche su quelle che sono le strumentalizzazioni che vengono fatte del diritto e della parola terrorista. Perché la questione del terrorismo credo che sia una questione appunto delicata, non esiste una definizione internazionale di terrorismo dal punto di vista giuridico. E penso banalmente anche a Donald Trump che qualche anno fa aveva inserito il movimento delle Black Lives Matter e quindi il movimento per la battaglia dei diritti civili delle persone di colore in America all'interno della blacklist in quanto terroristi. Ecco, cito questi elementi giusto per provare a fare anche una riflessione in merito a quelle che a volte anche all'interno del nostro territorio italiano sono delle criminalizzazioni che tendono a non solo criminalizzare ma anche a processare quello che invece è un dissenso politico. Ecco, semplicemente questo. Penso sia una riflessione assolutamente da fare anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Erdogan. E questo magari ci porta a concludere un po' l'incontro di oggi e ovviamente a qualcosa che ancora non è stato citato, ma al conflitto in Ucraina. Abbiamo letto dai giornali che la Finlandia e la Svezia vogliono entrare nella NATO e Erdogan ha immediatamente detto attenzione, la Turchia non accetta l'ingresso, non sarebbe contenta la Turchia dell'accesso da parte della Finlandia e della Svezia perché hanno delle grandi comunità kurde e danno asilo politico a dissidenti curdi che arrivano dalla Turchia.
E dato che ovviamente la NATO funziona per unanimità, questo potrebbe creare un grosso problema. Quindi parlare di questione curda vuol dire anche parlare di ramificazioni geopolitiche molto estese. Sempre durante il conflitto in Ucraina vediamo un attivismo importante da parte del presidente Erdogan per cercare di essere un mediatore politico. Tuttavia questo è a discapito della popolazione curda che purtroppo col beneplacito dell'Unione Europea viene continuamente non solo discriminata da una parte, ma attualmente vediamo il territorio curdo in Iraq è sotto attacco e bombardamento da parte della NATO, di uno Stato NATO, della Turchia, ma proprio perché c'è questo doppio standard, chi è terrorista, chi non è terrorista, chi lotta semplicemente per un'autonomia di un proprio paese, per una progettualità diversa, oppure semplicemente un oppositore politico. Ecco, Erdogan ha ricevuto un po' un via libera da parte dell'Unione Europea, controllando il flusso dei migranti sulla rotta balcanica, ergendosi a possibile mediatore all'interno del conflitto ucraino, e quindi Erdogan ha appunto la possibilità di bombardare le minoranze kurde sia in Siria, in Rojava, sia anche in Iraq, e quindi siamo al cortocircuito incredibile dove vediamo lo stesso esercito, le stesse milizie che abbiamo supportato e che hanno combattuto l'ISIS e che adesso invece lasciamo in una qualche maniera in balia delle truppe di Erdogan e della Turchia. Ecco, io magari volevo chiudere con questa riflessione e vorrei ricordare insomma che la questione curda, la progettualità curda è un qualcosa di molto importante, non qualcosa di lontano da noi, ma di vicino, assolutamente nel cuore, ma anche nella progettualità. E ringraziando Sara, Azal e l'organizzazione di Vicino Lontano, vi lascio al prossimo appuntamento, e anche, mi raccomando, se avete la possibilità, scrivete a Nudem Durak, imprigionata nelle carceri in Turchia, semplicemente per la voglia di cantare in curdo con i bambini. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.